chiama Hive X, Alveare X, un prototipo sperimentale di piattaforma che, sfruttando le correnti del fiume, raccoglie i rifiuti prima che inquinino il mare. Progetto di un team tedesco che da anni sviluppa tecnologie di pulizia dei corsi d'acqua. La piattaforma è stata posizionata per la prima volta in Italia alla centrale idroelettrica di Volta Barozzo sul fiume Bacchiglione a Padova. Sappiamo che il tema della plastica nei mari e negli oceani è un tema drammatico e dobbiamo agire anche a partire dai dati e a partire dal nostro territorio. Vedete questi moduli che andranno ad intrappolare la plastica e i rifiuti che arrivano, che poi verranno in qualche modo proprio contabilizzati e monitorati nel tipo di frazione e tramite il comune ovviamente smaltiti correttamente. Si parla molto di come smaltire la plastica, ora è l'innovazione tecnologica a venire in aiuto ai comuni e alle aziende con la pulitura dei corsi d'acqua. L'esperimento con la Hive X durerà circa 3 mesi. I volontari di Lega Ambiente avranno il compito di pesare e contare i rifiuti, portarli al riciclo, esclusi quelli vegetali. Il volontariato ambientale ad esempio ha fatto e comunque la sensibilizzazione dei cittadini ha fatto molti passi in avanti negli ultimi anni, le aree verdi sono pulite, sono abbastanza più pulite, ci sono molte associazioni che si danno da fare, i rifiuti in acqua sono sempre un po' più difficili ovviamente da raggiungere e quindi bene che esistano nuovi strumenti. Secondo lei un giorno potremmo vederne più di uno allora di questi alveari? Beh, se funziona sì, perché no?